Buongiorno a tutti amici, bentornati sul nostro canale I Signori di Napoli. Oggi in questo video vi voglio dare un paio di aggiornamenti in realtà di mercato molto ma molto interessanti. Il Napoli sarebbe fortissimo su un ottimo giocatore del Brasile, il prezzo è alto ma arrivano sempre più conferme. Poi parliamo di un altro obiettivo che viene accompagnato da voci sempre più insistenti dalla Francia. Poi parliamo di Sarri-Napoli con aggiornamenti di Alfredo Pedulla su Lukaku. Insomma, abbiamo diverso materiale da darvi. Detto questo, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un bel like a questo video. Partiamo amici da Romelu Lukaku, perché come riportato anche da Alfredo Pedulla, nella giornata di ieri, martedì 5 maggio, si è presentato, così come concordato con il Napoli, in quel di Castelvolturno. Segnali di tregua, ma intanto il belga si allena per conto suo. Cosa ne sarà del futuro dell'ex bomber del Chelsea? Big Rom, dovete sapere, e Antonio Conte, come riporta anche l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, sono stati per quasi 30 minuti chiusi nella stanza del tecnico a parlare. Un faccia a faccia che per il tecnico azzurro arriva in ritardo di almeno 15 giorni, ma che è servito ai due per spiegarsi. Le cose non sembrano essere più come prima e si fa fatica a credere che possano tornare come erano una volta. Ovviamente Romelu Lukaku non si è cosparso di la cenere sul capo e mostrato gli occhi bassi per il pentimento al cospetto della squadra che lo ha salutato. A Conte pare abbia voluto in realtà solo raccontare il suo tormento per questa stagione, che è un calvario perché avrebbe voluto aiutare il Napoli in campo. Ognuno comunque vi confermo che è convinto che l'altro lo abbia tradito, tra virgolette. Conte per il suo ammutinamento e la sua decisione di non rientrare dopo essere stato sconvocato dal Belgio, dopo tutto quello che comunque Conte ha fatto per lui in questi anni. Dall'altra parte Romelu Lukaku perché il suo mentore Conte non lo avrebbe favorito aumentando il suo minutaggio in partite ufficiali per accelerare il suo recupero post operazione. Situazione ormai ben definita, amici, nel senso che Romelu Lukaku sicuramente si trasferirà quest'estate. Vedremo dove, se in Arabia o in un altro club europeo, ma di sicuro le strade ormai, scusate, sono ben delineate, strade che comunque portano lontano da Napoli. Parliamo di mercato adesso perché il Napoli è fortissimo su Danilo Dos Santos, calciatore di proprietà del Botafogo. Il calciomercato estivo si avvicina e il Napoli spinge per Danilo Dos Santos del Botafogo, che è finito appunto nei radar di Manna. Insieme al Napoli, lo Zenit, l'Atletico Madrid e il Newcastle si sono iscritti insieme al Napoli alla corsa per il centrale classe 2001, considerato uno dei talenti più promettenti del calcio brasiliano. Il Botafogo, dal canto suo, è consapevole del valore in crescita del proprio giocatore. Il club ritiene infatti che una sua convocazione nella Serie SAO per i prossimi mondiali possano far lievitare ulteriormente il prezzo dai 30 ai 40 milioni di euro. Manna sta spingendo veramente tanto per portarlo a casa prima dei mondiali di calcio, per evitare appunto che il cartellino subisca una notevole crescita, nonostante adesso comunque il prezzo sia di 30 milioni. Per questo motivo la dirigenza brasiliana sta facendo un po' muro, ma Manna, vi comunico che ci arrivano conferme anche dalle nostre fonti che sta spingendo tantissimo per piazzare questo colpo in totale sintonia di Conte, questo ci tengo a precisarlo. Oltre a Dos Santos, dalla Francia rilanciano il Napoli forte su Esteban Le Paul, attaccante del Rennes, che sta vivendo una stagione straordinaria e che sta attirando l'attenzione di diversi top club europei, tra i quali appunto il nostro Napoli. Oltre al Napoli c'è anche l'Atletico Madrid come Dos Santos. Napoli e Atletico in questo momento sono tra le società che monitorano con maggiore attenzione il 26enne attaccante francese. Le Paul ha infatti conquistato la vetta della classifica marcatori della Ligue 1, confermando un momento di forma eccezionale
con gol pesanti e prestazioni costanti. Stiamo parlando, amici, di un classe 2000, quindi molto giovane, in piena, diciamo, De Paul rappresenta il pieno l'identikit perfetto dei giocatori che il Napoli proverà a prendere quest'estate. Giovani, in rampa di lancio, ma già con una buona esperienza alle spalle. Il Rennes è consapevole del valore del suo centravanti, non intende lasciarlo partire facilmente. Il club bretone starebbe preparando un nuovo contratto con un importante ritocco economico dello stipendio. Il giocatore, vi ricordo, che è arrivato a Rennes nell'estate 2025 dall'Angers, ha già superato i 19 gol in campionato e rappresenta uno dei migliori attaccanti del momento in Francia. Un profilo molto attenzionato dal Napoli, che punterà su qualche cessione per monetizzare e per provare l'affondo decisivo, in modo tale da rubare la scena all'Atletico Madrid, che si è mossa anche, insomma, anche l'Atletico Madrid in maniera concreta, contattando già l'entourage del giocatore. Continuiamo a parlare di mercato, ma parliamo di quello che sta succedendo intorno alla panchina, perché anche Alfredo Pedulà l'ha ripreso in uno dei suoi interventi, ha parlato di Maurizio Sarri. Per diversi di noi, leggendo anche i commenti, no, che ci scrivete sotto i nostri video, Sarri resta comunque un ricordo indelebile e un'opzione valida in vista della prossima stagione, qualora Conte non dovesse rimanere sulla panchina del Napoli. Secondo quanto riporta l'edizione odierna il portale di Sport Italia, Sarri resterebbe, ecco, un'opzione concreta. Pur non essendo mai stato un grande estimatore delle minestre riscaldate, l'allenatore starebbe valutando concretamente l'ipotesi di ritornare al Napoli, e Aurelio De Laurentiis dal canto suo starebbe facendo la stessa cosa nel caso in cui Antonio Conte lasci la panchina del Napoli. Un nome che nelle ultime settimane, no, insomma, era diventato sempre più insistente, infatti ve ne avevamo parlato anche noi in un paio di video passati. Ma perché proprio Sarri, amici? I motivi sono tanti e concreti. Innanzitutto, De Laurentiis ha ancora negli occhi lo scudetto mancato dei 91 punti nella stagione 17-18, un Napoli dominante, spumeggiante, che aveva incantato l'Italia intera, no? E ripartire quindi da un grande ex potrebbe essere l'opzione giusta. Sul fronte economico, Sarri è un profilo low cost, ingaggio contenuto e zero pretese stellari. Ovviamente vuole determinati giocatori, ma non è che vorrebbe i top player, e quindi dopo 2 sessioni di mercato faraoniche il suo profilo farebbe un po' rifiatare le casse del Napoli. Ultimo punto a suo favore, la capacità di valorizzare i giovani talenti come no, Dos Santos o Le Paul, che potrebbero sbarcare a Napoli. Detto questo, amici, vi ho dato un po' di aggiornamenti sul nostro Napoli, di questi due colpi, uno dal Brasile, uno dalla Francia, della situazione di Lukaku e di Maurizio Sarri, che sta prendendo sempre più piede. Ditemi cosa ne pensate, grazie per essere stati con noi.